Abbiamo alcuni ospiti che ringrazio calorosamente, qui l'assessora di Vicenza, che poi prenderà la parola, Manuel Remonato, che è il coordinatore regionale delle civiche venete, e la civica di Bassano ha fatto il 14% alle ultime elezioni comunali, quindi rendiamo omaggio anche alle presenze di chi è venuto oggi a Mestre da Roma, innanzitutto. Devo dire che avere presente l'assessore al turismo, allo sport e ai grandi eventi è veramente una grandissima soddisfazione per noi. E poi altre persone ancora di cui parleremo dopo, perché in prima fila ci sono altri e altre che prenderanno la parola. Allora, il primo giro sarà breve, 5 minuti a testa, per gli oratori che avete visto in scaletta. Alessandro Onorato, eccolo, le conclusioni, quello che vorrei dire poi dopo aver sentito chi vive qui, e poi ovviamente la parola a voi, a chiunque lo desideri. Abbiamo 3 o 4 interventi già programmati, ma chiunque lo desideri potrà alzare la mano e prendere la parola. Io direi che dovremmo innanzitutto sottolineare perché siamo qui. Siamo a Mestre e siamo nel centro storico di Mestre, che è antico tanto quanto lo è Venezia, e a Venezia siamo anche stufi di sentirci chiamare centro storico. Mestre è una città con il suo centro storico, e il primo intervento sarà Fabio Bevilacqua, che ci ricorderà appunto anche da dove veniamo prima di parlare del dove andiamo. Ed è importante sottolineare il fatto che in questo meraviglioso comune ci sono 2 città, Mestre e Venezia. Mestre non è la periferia di Venezia, Mestre non deve diventare il dormitorio low cost di Venezia. Questo è il messaggio principale. Siamo qui per capire, per agire per costruire il futuro. Per costruire il futuro partiamo dalla prima relazione, che è quella del dottor Fabio Bevilacqua, urbanista e storico, autore di varie ricerche storiche su Mestre, quindi storia locale. A te la parola, Fabio. Fabio è anche candidato con noi alle elezioni regionali. Ci tengo a sottolineare il fatto che Mestre non ha consiglieri regionali da tempi, diciamo, pure remoti, e quindi chi vive a Mestre sappia che in lista con le civiche venete c'è anche Fabio Bevilacqua, residente a Mestre. Grazie. Nel titolo di questo incontro c'è scritto Mestre, un potenziale da scoprire. Quale potenziale? Chi lo deve scoprire e perché è da scoprire? Il titolo racchiude molte cose. Mestre è stata storicamente il centro economico di un territorio molto vasto, più vasto della città metropolitana. Certo, era l'industria alimentare, il settore alimentare quello che lo guidava, ma del resto in tutti quei secoli è stato l'elemento portante di qualsiasi territorio, qualsiasi città. Ecco, ha attraversato tutto l'Ottocento e si è preparata alla fine dell'Ottocento, mentre tutta l'Europa guardava al futuro, al progresso, con identità, con orgoglio e con spirito innovativo, dotandosi di un ospedale, dell'energia elettrica, dell'acquedotto, del primo cinema in Italia. Quindi c'era una volontà di Mestre di entrare nel futuro, di innovare, di crescere, cosa che l'ha portata nel 23 a vedergli riconosciuto il titolo di città. Lasciamo perdere i 50 anni successivi, purtroppo ci sono state 2 guerre mondiali che hanno stravolto non solo il nostro territorio, ma stravolto l'Europa, e passiamo direttamente alla ricostruzione. La ricostruzione che ha purtroppo però visto per Mestre una speculazione edilizia che ha completamente stravolto tutto il tessuto, non della città, del territorio completamente. E quello che è successo purtroppo in quegli anni in cui giustamente è stato definito il sacco di Mestre, quello che è accaduto, è successa una cosa particolare. Ecco, perché? Perché Mestre ha un potenziale da scoprire, perché Mestre in quegli anni là ha perso la sua identità, il senso di appartenenza. I cittadini hanno smesso di essere cittadini e sono diventati abitanti di Mestre.
Ecco, negli anni successivi Mestre, che è stata tra l'altro la città con meno verde d'Europa, invece è cresciuta, è migliorata. Abbiamo acquisito 3 parchi cittadini, uno dei quali è il più grande d'Europa. Molte cose sono state fatte, anche adesso ne stanno facendo molte, ma manca ancora il senso di appartenenza, l'orgoglio di essere una città. Ed ecco che allora ci troviamo in una situazione in questo momento di una città che ha molti buchi, e quando dico buchi non sono buchi architettonici tipo l'ex Umberto I che prima o poi verrà risolto, no, sono buchi della città dove manca la città e mancano cioè i cittadini che la vivono. E allora il futuro, prima di pensare all'innovazione, prima di pensare a progetti dark star, bisogna pensare invece a ricostruire il tessuto cittadino, che è proprio quello dei cittadini. La rigenerazione urbana è la cura, è l'unica strada possibile. La rigenerazione urbana non è la riqualificazione di una zona attraverso processi edilizi, è ridare servizi e ridare funzioni, tornare a far essere Mestre una città fatta da cittadini che la vivono. E poi naturalmente servizi, infrastrutture. Tra le altre cose mi viene da pensare che non è solo Mestre, ma è Marghera e tutti gli ex comuni che sono intorno che hanno bisogno della stessa cosa. In questo momento un buco importante è per esempio la fognatura, una cosa scontata. Mezza città è andata sott'acqua, e allora è da queste cose, cioè il benessere del cittadino è quello che gli dà l'orgoglio di vivere la città, ma se non ha servizi, se ci sono problemi di sicurezza perché intere zone sono un buco nero, perché la città non c'è, allora questo bisogna fare, rigenerare con politiche che guardino alle funzioni e ai servizi. Spero di aver dato qualche spunto per qualche domanda e poi approfondiremo. Anche per aver rispettato i tempi, perché ripeto l'obiettivo è che una mezz'oretta esauriamo le relazioni iniziali per poi aprire un dibattito appunto sulle potenzialità di Mestre. A prendere la parola adesso, la ringrazio moltissimo, sarà Francesca Volpato, commercialista, mestrina, verista, Punta San Giuliano e diciamo un po', ma soprattutto esperta del terzo settore, perché come commercialista assiste associazioni e comitati. E la ricchezza del tessuto associativo da cui dobbiamo ripartire, poi ne parlerà Davide Scano come presidente del comitato Viale San Marco, è effettivamente il punto di forza, spesso ignorato, lo dico anche dai mass media, lo dico con grande tristezza. Si parla molto spesso di Venezia e delle associazioni di Venezia, perché Venezia è una vetrina straordinaria che fa notizia facilmente, ma il tessuto associativo di Mestre è altrettanto ricco e importante. A te la parola, Francesca, per illustrarlo. Grazie Marco, grazie a tutti, buongiorno, buona domenica. Ecco, come diceva Marco, io mi occupo del terzo settore, però prima ancora sono cittadina di Mestre. Riflettevo in questi giorni cosa raccontarvi e ho pensato, ho ripercorso un po' tutta la mia vita. Sono nata a Mestre, sono cresciuta a Mestre, ho studiato a Mestre, l'ho vissuta in tutte le sue evoluzioni dall'inizio degli anni '80 in qua e ho visto come si è trasformata come città. Ho studiato a Venezia, ma ho scelto sempre di restare a Mestre, perché effettivamente potenzialità e tessuto ce n'è tanto, bisogna saperlo valorizzare, trovare, scovare e valorizzare, riappropriarsi del territorio, no? Si diceva poco fa, con spinte di rigenerazione urbana, che non vuol dire costruire nuovi fabbricati, perché mi pare che la densità del cemento parli da sola a Mestre. Vuol dire anche riappropriarsi degli spazi nella città, e quindi come si fa? Vivendola fisicamente, non chiudendosi dentro le case, cosa che ho visto fare in questo ultimo decennio. Io ricordo quando ero ragazzina, avevo tra i 12 e i 15 anni, io non abito proprio in centro, abito a Carpenedo, avevo l'abitudine, una volta alla settimana dovevo venire in centro per fare lezioni di musica,
e quindi venivo da casa, non prendevo l'autobus perché al tempo il biglietto dell'autobus costava e in famiglia era una spesa che possibilmente si cercava di evitare, usando la bicicletta, usando i piedi. E quindi io mi ricordo queste bellissime passeggiate lungo il viale Garibaldi, da Carpenelo fino a dietro la piazza, ricordo ancora la piazza con le autovetture e i bus che passavano, quindi veramente ho visto tutte le evoluzioni della città ed era piacevole ed era vissuta e c'era tanta gente che si muoveva durante il giorno e durante il pomeriggio la piazza Ferretto era sempre piena. Oggi è vero che abbiamo delle problematiche di sicurezza, però anche grazie a tutto il movimento associazionistico che sto seguendo vedo che c'è una spinta a riappropriarsi di luoghi che abbiamo abbandonato rinchiudendoci un po' con la comodità in casa, invece di vivere e non lasciare spazi vuoti che poi vengono colonizzati, mi viene da dire, dalla criminalità o comunque da una parte della società che è ai margini. E a proposito di margini, ecco perché il mio interesse al terzo settore. Negli anni '80 io ricordo vivamente ancora oggi era il periodo in cui c'era il grosso problema della droga. Ero alle scuole medie e mi ricordo che in 10 famiglie intorno a me ce n'erano almeno 3 che avevano vissuto problemi di droga. Sono intervenuti oltre a quello che è di competenza della pubblica amministrazione, ma si sono affiancati molti movimenti di cittadini, molte associazioni che hanno cercato di dare delle offerte nuove alla cittadinanza per non perdere i giovani, e si è visto come negli anni questa cosa ha contribuito. Quindi poi io mi sono affacciata dal punto di vista professionale e ho seguito tutto quello che è stato l'iter della trasformazione delle nuove norme che sono entrate in vigore nel terzo settore. Seguo sia associazionismo di tipo sportivo ma anche culturale e anche sociale puro, quindi sanitario, volontariato e attività di promozione sociale. In particolar modo sulle associazioni mi sono sempre chiesta per quale motivo ce ne siano. Allora, in Italia oltre l'80% delle associazioni sono di tipo sportivo e spesso parliamo di piccolissime associazioni sportive che fanno magari la medesima disciplina nella stessa città in più luoghi diversi, e mi sono chiesta perché. Perché c'è questa spinta, sembra una spinta all'individualismo. In realtà non è una spinta all'individualismo quella la risposta che ho trovato, è una spinta a voler offrire in territori, peraltro particolarmente delicati della città, delle offerte ai bambini, ai giovani e ai ragazzi di tutte le età, per evitare che siano ammaliati da altre vie, da altre strade, da altre cose meno oneste. E quindi però vedo la difficoltà che queste piccole associazioni hanno nel mantenere le attività, perché sulle famiglie non puoi gravare molto e quindi quote associative e quote di partecipazione alle attività molto basse. E qui c'è bisogno, siccome il terzo settore interviene dove la pubblica amministrazione non riesce e dove il privato non ha interesse, il terzo settore è una risposta alle limitatezze dell'amministrazione pubblica, ma a fianco e non in contrapposizione a questa. E quindi c'è più bisogno di appoggiare le piccole associazioni. Invece spesso chi riesce ad avere grossi aiuti importanti anche dal punto di vista economico magari sono realtà che hanno dimensioni ben più rilevanti. È più facile gestire un solo soggetto piuttosto che investire su e gestire i rapporti con n soggetti, questo è vero, però non dobbiamo dimenticare che hanno una rilevanza sociale nel territorio veramente enorme. Io vorrei solo condividere con voi pochissimi dati che sono questi, che ho ripreso dal censimento Istat del 23. Oggi è ancora in corso un censimento Istat sul terzo settore che si conclude questo mese, quindi i risultati probabilmente ci vorrà ancora un anno e mezzo. Allora in Italia abbiamo nel 23 c'erano 363.000 associazioni su tutto il territorio italiano, di cui
più del 50% trovano posizionamento nel nord Italia, quindi dal nord-ovest fino al nord-est. Solo in Veneto le associazioni presenti nel 23 erano 31.000 e che corrispondevano a 64.000 associazioni ogni 10.000 abitanti. La sola Lombardia, che ne aveva 58.000, aveva un rapporto per 10.000 abitanti più basso del Veneto, solo 58. Quindi l'incidenza del nostro terzo settore in Veneto è estremamente rilevante. Bisognerebbe anche parlare di quanto occupa il terzo settore. Nel 23, e qui chiudo, nel 23 c'era circa 1 milione di addetti dipendenti, quindi lavoratori, impiegati nel terzo settore. Grazie. Valescano, presidente del comitato Villaggio San Marco, ma devo aggiungere qualcosa. Quando stavo a Bruxelles, mi guardavo in diretta il Consiglio Comunale, perché lavoravo a Bruxelles, il mio idolo era Davide Scamma. Perché? Perché spesso le loro dei consigli comunali sono abbastanza modesto. Nei grandi partiti sono i soldatini che pigiano il bottone seguendo le indicazioni del capogruppo, e per quel che riguarda invece le opposizioni, spesso il ruolo delle opposizioni fa fatica ad emergere, perché per definizione sono la minoranza in consiglio. E invece Davide Scamma è stato per me il faro di come si fa l'opposizione seria e costruttiva in consiglio comunale. Non fa più politica attiva, abbiamo anche provato a convincerlo ad entrare in politica attiva, ma non vuole per il momento almeno. Speriamo che ci ripensi, però ecco, io sottolineo il fatto che oltre ad essere presidente del comitato Villaggio San Marco, sono 5.000 abitanti circa, quindi portavoce delle battaglie di questa piccola Venezia che è stata creata con le sue corti, le sue casette basse, e poi si vedono piazzare in mezzo dove c'era un campo da calcio, un grattacielo. Capite, c'è stata una reazione che è stata interpretata molto bene da te, Davide, e da tutto il comitato, perché lo sforzo corale e anche le ragazze del comitato sono veramente straordinarie. A te la parola, scusami per la lunga premessa, ma ci tenevo a dirlo che ti ho sempre ammirato quando eri sui banchi del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie Marco. Beh, idolo per qualcuno, il peggiore per altri, a seconda dei punti di vista. Insomma. Allora, io sono qui, mi ha invitato appunto come presidente del comitato di quartiere del Villaggio San Marco. Il comitato è una bella realtà che diciamo, ha fatto attività in quartiere da moltissimi anni, ancora prima appunto della questione della torre, di cui moltissimi immagino avrete letto sui giornali, e quindi è un comitato spontaneo. Il comitato non so neanche se rientri nella casistica del terzo settore, ma perché è la forma più semplice che i cittadini si danno, basta essere almeno in 3 e avere degli scopi comuni, insomma, da salvaguardare, da tutelare. Per noi è la cura del quartiere. È un quartiere molto bello, è uno dei quartieri, diciamo, che ha una valenza storica e di pregio architettonico all'interno di Mestre. È inquadrato, ed è uno dei punti di forza appunto della nostra battaglia, il fatto che abbia delle norme di tutela. Non ha proprio un vincolo paesaggistico dal Ministero, ma è comunque qualificato come complesso architettonico di pregio, cioè questo gruppo di casette che sono state fatte da questi professori dello IUAV la prima metà degli anni 50 a seguito di un processo partecipativo, cioè una cosa che adesso ne parlano tutti, ma negli anni 50 voi dovete immaginare questi professori dello IUAV ai margini quasi della fantascienza progettuale, no? Perché fanno un sondaggio tra gli operai di Porto Marghera, che molti arrivavano appunto da Venezia, si spostavano, e hanno chiesto come volete che venga progettato il quartiere. E infatti viene progettato come una piccola Venezia, come diceva Marco, con tutta una serie di corti, con i nomi anche tratti dalla commedia dell'arte del Goldoni, corti maschili, corti femminili,
ed è un complesso bellissimo con appunto ancora i suoi negozi. Ovviamente quando era ancora più abitato 30 anni fa era ancora più bello, ma insomma comunque mantiene ancora in toto i suoi tratti essenziali, queste casette, una grandissima presenza di verde. Ecco, e noi abbiamo vissuto quello di cui parlava prima Fabio Bevilacqua, no? Si parlava del sacco di Mestre degli anni 60 e 70, Favaretto Fisca, no? Noi Mestrini lo conosciamo come uno dei peggiori sindaci che ha avuto il comune, e adesso con il buon Brugnaro abbiamo avuto un'altra ondata di edilizia, direi selvaggia, e speculazione immobiliare in ogni dove. E uno di questi, forse il più eclatante per come si è svolto, è stato appunto il caso della Torre. Abbiamo, lo dico anche per l'assessore allo sport del Comune di Roma, abbiamo 2,5 ettari di campo da calcio. Questo campo da calcio è stato vissuto ovviamente negli anni 70, 80 e primi 90, forse fino ai fine degli anni 80, da migliaia e migliaia di ragazzini che andavano a giocarci. Poi, ovviamente, come in alcune zone del nostro comune, si è scoperto che i terreni erano inquinati. E chiuso tutto, sigillato, fatalità, tra le proposte che arrivano appunto al bando del sindaco per fare la nuova progettazione del PI quinquennale, arriva questa proposta di urbanizzare tutta l'area con un grattacielo e un capannone commerciale. Capannone commerciale per chi... Ah sì, beh, il campo è un campo da calcio, cioè a destinazione sportiva dal 53, da quando è nato il quartiere, sempre stato destinazione sportiva. E ovviamente con, come si diceva, poi gli stratagemmi, le prese in giro anche burocratiche della riqualificazione, della rigenerazione urbana, cioè perché poi su questo come dire, i tecnici del settore sanno che spesso questi termini di valorizzazione del territorio e rigenerazione vengono usati ad arte per poi appunto fare delle operazioni che sono molto peggio di quello che era l'intenzione iniziale, come appunto in questo caso una torre da adesso 60 metri, un capannone commerciale enorme, 4.500 metri quadri, dove incardinato proprio nel cuore del quartiere, cioè praticamente di fronte a casette alte un piano con i pannelli solari. Noi, posso dirlo, abbiamo fatto una lunghissima battaglia, petizioni, partecipazione alle commissioni e tutto il resto. Fatto sta che al momento siamo appesi al Consiglio di Stato, abbiamo perso al TAR purtroppo, e adesso tra tutti i cittadini e i commercianti si sta pensando a che cosa fare. Ma faccio sintesi del mio intervento. Io credo che innanzitutto l'esperienza mia, del comitato e di tanti altri comitati a Mestre sia quella che bisogna aver cura del proprio quartiere, quantomeno, proprio al minimo indispensabile avere cura del proprio quartiere, controllare che cosa succede, vivere quindi il territorio, perché poi abbiamo tutti questi pericoli, delinquenza, eccetera, eccetera. E poi un altro aspetto, questo ovviamente lo Marco e a tutti i suoi candidati, il capire un domani veramente che cosa fare di tutti questi spazi vuoti, perché si parla perché questa è la cosa che io più imputo al sindaco, lui ha riempito spazi dove non c'era necessità di riempire. Tessera, il nostro campo da calcio da 2,5 metri, mentre invece ha perso in maniera dilettantesca i 100 milioni del PNR per metterli appunto sullo stadio, che non c'era riqualificazione. Infatti l'Europa gli ha detto no, hai sbagliato il bando, dovevi metterli su cose realmente da riqualificare, cioè tutti gli spazi vuoti che abbiamo.
Marco è scappato. No, arriva. Ecco, mi è piaciuto molto quello che ha detto Davide, perché a sproposito in questi ultimi anni rigenerazione urbana, ristrutturazione urbana e valorizzazione sono termini che sono stati usati a sproposito e in malafede. La rigenerazione urbana è un'altra cosa. E Fabio ha fatto il canestro da 3, quindi perfetto gioco di squadra, basket o volley se preferiamo. Ecco, volendo suonare questo, che Mestre non è solo la Reir e Venezia non solo Venezia Calcio, ci sono tantissime realtà sportive, ma veramente notevoli, tanto è vero che noi presto avremo in un comune di 250.000 abitanti 3 stadi, 3 per sport, speriamo che però trovino spazio in queste strutture. Anche le squadre cosiddette minori, che minori non sono. Ora, daremo la parola a Alice Zanetti, architetto, attivista di Terre Acqua, che è la nostra civica locale, e con il progetto Le Civiche Venete si candida alle regionali, insieme con Federico Caldura, assessore al bilancio del Comune di Milano. Federico, tu puoi fermarti ancora un quarto d'ora, vero? Per non... Ok, per non sconvolgere la scaletta, perché noi abbiamo la fortuna di avere qui 3 assessori presenti. Vicenza, Milano e Roma. La parola dopo Alice la vorremmo dare all'assessore onorato e subito dopo a te, se sei d'accordo. Va bene, possiamo fare così? E poi grazie anche all'assessore Bardinato di Vicenza, che a sua volta, se lo desidera, potrà dirci qualcosa. Stiamo mettendo in rete le realtà civiche e questa è la novità di queste elezioni. È la prima volta che sulla scheda avrete anche un'opzione civica. Vi dico a tutti l'importante è andare a votare, votate chi volete, ma andiamo a votare perché il rischio astensionismo in queste elezioni regionali è altissimo, qualcuno lo stima addirittura al 60%. Che ci sia un'opzione civica sulla scheda è un modo anche per contrastare l'astensionismo, fatto di persone che dicono tanto sono tutti uguali. No, non siamo tutti uguali. Alice Zanetti è un esempio, non ha mai avuto una tessera in partito, è una brillante professionista, ha il suo studio e poteva tranquillamente evitare di essere qua a perdere ore lavorative che per una libera professionista effettivamente sono anche entrate. Invece ha accettato di candidarsi con noi e io la ringrazio veramente moltissimo di questo, per il tempo sottratto alla tua attività professionale, e adesso ci dirai qualcosa di Mestre. Buongiorno a tutti, oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni in merito alle potenzialità di Mestre. Mestre infatti fin dalla sua nascita ha sempre avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo commerciale di tutto il territorio limitrofo, uno sviluppo che poi si è esteso verso Venezia con la costruzione del Canal Salso nella metà del XIV secolo. Il Canal Salso quindi un nuovo canale e come tutti i corsi d'acqua avrà un ruolo non solo centrale ma anche essenziale, perché sarà un luogo di scambio sociale e commerciale. Ed è questa la peculiarità di Mestre che non dobbiamo mai dimenticare, che è allo stesso tempo sia una città d'acqua sia una città di terra. E se vogliamo disegnare un futuro migliore per Mestre dobbiamo ricordare la sua storia. Se osservo il Canal Salso e non posso non metterlo a confronto con quei grandi progetti di waterfront che tanto hanno funzionato nelle grandi città europee. Un paio di mesi fa mi trovavo a Milano e sono andata a fare aperitivo ai Navigli. I Navigli è uno dei simboli di Milano, ma lo sapete che hanno fatto un intervento di rigenerazione urbana nel vecchio porto, nell'antico porto. E questa rigenerazione urbana ha fatto sì che questo spazio, la Darsena, tornasse ad essere uno spazio pubblico, con locali dove vengono fatti eventi culturali e non. Ma soprattutto questo spazio è tornato ad essere parte del centro di Milano e soprattutto ha dato valore a tutto il quartiere. E quindi, ma senza andare tanto distante, proprio qui anche noi abbiamo un esempio di waterfront, un po' piccolo, ma è proprio in via Poelli, un po' fuori dall'M9. L'acqua quindi non è un elemento di ostacolo, ma può diventare elemento di connettività emozionale, poetica, un motore di rigenerazione urbana.
parlare del Canal Salso, poi trovo molto interessante le proposte di progetto, ci sono state anche delle interessantissime tesi di laurea che parlano della riapertura del canale fino a Piazza Varche e ripristinare così l'antica testata. Questo è un progetto fattibile e concreto che permetterebbe di rimettere in connessione Piazza Varche con Forte Marghera e San Giuliano, ma soprattutto di far tornare questa zona parte del centro di Mestre e soprattutto di dare dignità e tutto il suo valore al centro storico di Mestre. Disegniamo futuro è il tuo slogan, perché come architetto lo sai disegnare, questo cercheremo di fare. Comunque vado all'elezione regionale, sapete che poi da qualche mese avremo anche le elezioni comunali, e come ci saremo alle prossime comunali. Ora, ringrazio infinitamente l'assessore Alessandro Morato, ci sarà un brevissimo video di 1 minuto, anche se non avrebbe bisogno di essere presentato, però 2 parole vorrei dire ancora prima del video, a meno che non parta già il video. Ero a Roma quest'estate e mi chiedevo, ma come faranno a gestire i milioni di turisti del Giubileo, il Giubileo dei giovani e il funerale del Papa? Beh, ragazzi, noi ce la mettiamo sempre a Venezia e siamo incapaci di gestire dei flussi turistici che al confronto sono più piccoli, e sono rimasto veramente a bocca aperta per come è stato gestito il Giubileo a Roma. Nel Corano che fronteggiato il fenomeno delle borseggiatrici che conosciamo bene a Venezia, sono stato testimone oculare di un episodio in cui la borseggiatrice, placcata dai commercianti della zona, in 3 minuti è arrivata la macchina della polizia municipale. 3 minuti l'hanno imbarcata. A Venezia, se ci troviamo a placcare una borseggiatrice e la dobbiamo trattenere per 1 ora o 2, rischiamo la denuncia per sequestro di persona. Quando si chiama la polizia municipale, ditemelo voi a Mestre quanto tempo ci vuole prima che arrivi. Io sono rimasto veramente colpito da questo. Assessore Alessandro Morato, assessore allo sport e ai grandi eventi, quindi immagino anche al Giubileo, se parliamo di grandi eventi, reduce da un viaggio a New York dove ha siglato il gemellaggio fra la maratona di New York e la maratona di Roma. Credo che possa andare in onda il video che parla un po' di progetto Civico Italia, questa cosa che avete messo. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere essere qui. Grazie Marco. Ascoltavo con grande interesse i vostri interventi e più giro l'Italia oltre Roma, più mi rendo conto che i problemi sono tutti uguali, fondamentalmente. Cambiano le grandezze delle città, delle comunità, ma alla fine l'Italia è un paese fantastico che ha poche e mirate problematiche. Io direi che se soltanto avessimo un po' più di equilibrio, di razionalità e mettessimo al primo posto, a prescindere da appartenenze politiche, partitiche, di simpatie, mettessimo al primo posto un po' di bene comune, sarebbe davvero tutto più semplice. E allora guardate, provo ad essere molto diretto e stringato. Allora, innanzitutto che cos'è il progetto Civico Italia? Se no sembro un marziano che è arrivato qui con la navicella in piena campagna elettorale, peraltro e regionale. Il progetto Civico Italia non è niente di più di una rete, quello che vogliamo mettere in campo, una rete di esperienze civiche che da Bolzano a Caltanissetta esistono, liste civiche. Io credo che rispetto al passato queste liste civiche, provate a ragionarci, abbiano assunto un valore e un livello diverso, nel senso che in passato le liste civiche nascevano perché per vincere le elezioni in un comune in un paese un po' era trasformismo, un po' era tatticismo e creavi questa roba.
Io credo che negli ultimi 15-20 anni, quindi non proprio un giorno, sia cambiato tutto, perché tutti i partiti, compresi quelli del mio schieramento, il mio schieramento a centro-sinistra, così chiariamo anche i posizionamenti, sono diventati un po' settari, mettiamola così, forse tanto settari, e solitamente, con le eccezioni che confermano la regola, se sei sveglio, autonomo e non gestibile, è meglio che stai fuori. Cioè di solito ti fanno tipo il body scan, no? Tipo la PET, se la lista attesa del merito è lunga, ti consiglio di andare davanti a un circolo di un partito qualunque, anche del nostro schieramento mi fanno la risonanza magnetica, verificano immediatamente anche di chi siete amici, ecco, a chi potete appartenere, battute a parte. Questo è un grande problema e tutto questo ha generato però una cosa positiva, perché io credo sinceramente che nei grandi problemi ci siano le grandi opportunità. Non è un caso se oggi tantissimi sindaci di grandi città o di città piccole a un certo punto abbiano detto: sai che c'è? Mi candido sindaco in forma civica, sì, il mio schieramento del centro-sinistra. Non parlo dell'altro campo perché non mi interessa neanche fotografare quella vicenda che è abbastanza chiara, non mi riconosco in quella e poi magari ci torno. E quindi queste realtà sono diventate realtà solide, importanti, non sono più utili a far vincere il candidato del PD o di un partito del centro-sinistra. A Roma, per esempio, noi la lista civile dei quartieri ha permesso oggettivamente a Roberto di arrivare al ballottaggio e vincere. A Manfredi a Napoli è direttamente civico, quindi è al contrario, la Salis a Genova è al contrario, appunto è il civismo che diventa il driver della coalizione. Ad Udine con De Toni potrei elencarvi, annoiarvi e bruciare il mio tempo che ho a disposizione, da Livorno a Foligno, da non so, ho perso il conto, talvolta ho paura di avere Alzheimer perché dimentico anche i nomi. E quindi non più tardi di qualche mese fa ci siamo detti con un po' di assessori civici: oh, ma perché non facciamo un'iniziativa e ci confrontiamo? Cioè, veramente partendo dal basso. Poi naturalmente i giornalisti vogliono legittimamente la democrazia semplificare, banalizzare anche talvolta. Questi sono il pezzo moderato del centro-sinistra, sociocentristi. Allora, non ci conosciamo, ma vi posso assicurare che io, per esempio, di moderato non ho nulla, insomma, ecco. Se lo vedete, mia madre ancora conta un anno. Nel senso che non so che voglia dire essere moderati nel 2025, educati, sì, educati, rispettiamo le istituzioni, ma poi devi essere nettamente convinto di una posizione e talvolta diventiamo anche un po' confusi nel posizionamento politico. Sì, sono in centro-sinistra, per esempio io ho pulsioni a volte che vengono descritti dal giornalismo come se sono la destra del centro-sinistra o oltre la sinistra extraparlamentare del centro-sinistra, insomma io stesso sto in confusione, non so voi, però diciamo mi interessa poco e la chiave che noi vogliamo utilizzare è quella del pragmatismo all'interno di una visione di paese, perché c'è la tendenza a banalizzare tutto. Io raccontavo a Marco che ero a New York per fare un gemellaggio utile a fini commerciali per la mia città e c'erano le elezioni in New York, hanno raccontato come se Zoran Mandani fosse un pericoloso comunista, non so, descrivetelo voi. L'abbiamo anche incontrato per il caso, ho voluto questo. Vi posso assicurare che Mandani è l'esperienza del ritorno alla politica del territorio, non voglio dire del tombino, ma poco ci manca. Cioè New York, città che io amo, addirittura mi sono sposato a New York tanti anni fa, è ormai l'emblema dell'ingiustizia sociale, di una città dove non riesci a vivere, ma non se non hai il lavoro, proprio se ce l'hai il lavoro, che è il rischio che l'Italia vive oggi e che potremo vivere ancora peggio. Oggi non è che stanno male soltanto chi non ha soldi, oggi sta male la paura chiunque, anche chi il lavoro ce l'ha, anche i giovani che dicono cavolo se studio ma posso avere un futuro, poi vediamo il livello, insomma sta la competizione, sta il merito. Ecco, quello a New York ha detto scusate, asili pubblici gratuiti, trasporto pubblico gratuito, posso mettere un tetto agli affitti, questo non vuol dire che faccio l'esproprio proletario e ti levo casa, ti subito l'ansia, no, del racconto, non è questo, no? Posso con un'agenzia stabilire un limite, poi certo è complicato immaginare, e sono molto curioso, da amministratore, vedere magari supermercati, tra virgolette, che garantiscano un prezzo equo alle materie prime, ma non più tardi di 20 giorni dopo Trump, che ci interessa a noi, il genio, è riuscito a dire ok, do 2 dazi, scusate ho sbagliato su banane, frutti esotici, ma temi che l'America non produce, quindi lo capisce mia figlia, non quella di 9 anni, di 5 anni, che se tu metti i dazi su prodotti che tu non produci, qual è l'effetto? Che aumenti il prezzo al consumatore e la tu immediatamente togliere dopo che New York ha vinto Zoran.
Ma questo non per fare il mitomani io, perché mi viene male, già abbiamo troppi politici mitomani, ma perché il mercato è quello, ad ogni azione c'è una reazione. Quindi tornando a noi che vogliamo fare? Vogliamo creare una rete tra esperienze civiche che già esistono, quindi neanche ci prendiamo un merito, cioè già esistono, non è che creiamo noi la lista civica di Venezia o di Vicenza o di Verona, o esperienze di persone capaci che hanno detto vabbè, vogliamo dare un contributo alla nostra comunità, non riusciamo in altri modi, lo diamo in questo. Prima ho preso appunti, Francesca parlava del terzo settore. Ragazzi, i numeri sono chiari: in Italia 600.000 persone sono iscritte a tutti i partiti, cioè tutti i partiti italiani iscritti sono 600.000. Iscritti al terzo settore sono 13 milioni, tutto il terzo settore. Cioè questo che vuol dire? Che uno dice, sai che c'è, se io voglio lottare per i diritti civili non necessariamente magari come in passato mi iscrivo a un partito, lo faccio e basta, se voglio aderisco a emergency, sceglietene uno, no? Se io domani voglio curare il giardino di fronte a casa mia, se il mio comune non è attento, mi faccio la mia associazione. Come raccontavi, e non sento neanche il bisogno di tornare in consiglio comunale, perché magari sono più efficace da fuori. Questo è un gigantesco problema, perché io credo invece che questo spirito deve occupare le istituzioni in maniera molto chiara, magari per un periodo della vita, perché questo è anche il lato positivo. Oggi in politica le leadership arrivano rapidamente, io aggiungo per fortuna muoiono rapidamente, cioè nel senso, se poi tu non dai una risposta questo viene meno. E quindi dicevo, il senso di questo progetto è semplicemente questo: lo dobbiamo arricchire in maniera generosa e dobbiamo però caratterizzarci su alcune parole che il nostro campo politico ha inspiegabilmente lasciato alla destra, perché vedete che non si possa parlare di sicurezza, a me viene da piangere. Cioè, chi l'ha stabilito che solo la destra ha la licenza stile franchising di poter parlare di sicurezza? Ma se c'è insicurezza, chi è che paga il prezzo più grande? I fragili, chi deve prendere un mezzo pubblico per forza per spostarsi, le donne. Cioè, se oggi il Censis non onorato ci dice che lo scorso anno 8 donne su 10 in Italia hanno detto che hanno paura a tornare a casa la sera, se 7 italiani su 10 ci dicono che nell'ultimo anno si sentono più insicuri, è un problema. Governa la Meloni, che ha stravinto promettendo il pugno duro. Anche qui quali sono le risposte? Innanzitutto che il nostro schieramento politico si deve riappropriare di questo tema, perché oggi la Meloni è stata talmente abile a livello di comunicazione che se c'è una rapina, uno stupro, una violenza, qualunque cosa avviene, l'opinione pubblica non se la prende col governo che ha la responsabilità di intervenire, ma col sindaco di turno. E il sindaco di turno, al netto del degrado dell'emergenza sociale, che è un altro tema, non ha una responsabilità diretta sulle forze dell'ordine soggestite dal Ministero dell'Interno. Anche lì sono riusciti a creare uno spot gigantesco sull'immigrazione, che sono questi centri in Albania di cui se ne parla, ma ormai è tutto assuefato, dove tu hai speso 800 milioni di euro, e lo sapeva sempre mia figlia, quella piccola, neanche quella più grande, che tu non puoi portare in Albania una persona in attesa di rimpatrio se non c'è un procedimento messo in campo da quello che è il quadro normativo europeo. E se tu lo fai apposta, io devo credere che lo fai apposta per generare quello scontro istituzionale che poi ti porta sull'opinione pubblica a generare un'opinione che è di tanto peso, cioè c'è ragione la Meloni o c'è ragione la Corte Europea, e a quel punto tu ti autoconvinci come se ci fosse un disegno gigantesco che non vuole permettere alla Meloni di governare. Ma non è così. Se tu spendi 800 milioni di euro lì, invece di rinforzare le stazioni dei carabinieri, i commissariati di polizia, cioè in generale, è evidente. Guardate, io sono arrivato a pensare questo, che esiste un pensiero dentro la destra dove poi alla fine il problema non lo vuoi risolvere, perché se rimane nell'opinione pubblica, se noi non ci svegliamo, la sensazione rimane che solo loro possono essere più efficaci di noi, quindi è meglio che rimanga, perché se ci rimettete questo è. E chiudo su questo dato. Guardate, per chi amministra il percorso è molto semplice. Noi abbiamo per esempio la Cartabia, che è una legge fatta peraltro neanche dalla Meloni, dove i turisti sono bancomat dei borseggiatori e borseggiatrici, ok? Perché il meccanismo è semplice: se io ti rubo il portafoglio e tu non mi becchi in fragranza, tu dovresti andare a fare la denuncia, la polizia, i carabinieri dovrebbero intervenire successivamente. Quindi immaginate tutti noi, se andassimo anche in un altro paese e ti rubano il portafoglio,
magari la denuncia la fai solo per i documenti, ma se vai di corsa neanche la fai, e quindi anche ti dicono ma non è aumentato così alto, non è così alto il tasso di reati, e grazie, ma neanche denunciano. Detto questo, è aumentato, anche lì tu dovresti avere più certezza della pena e dovremmo entrare in un altro capitolo: in che stato stanno i tribunali italiani, perché se tu ti mancano 80, se ti mancano, guardate, ragazzi, però andiamo proprio alle questioni, se mancano l'80% dei cancellieri in ogni tribunale in Italia, è evidente che i procedimenti sono più lenti, e chi ha vantaggio da questo? I farabutti, quelli che vogliono una giustizia lunga, non certo noi che dovremmo essere difesi. Ma aggiungo un dato: diciamo che vieni arrestato, sono 30 anni che si parla di fare nuove carceri, negli ultimi 3 anni hanno fatto 0 nuove carceri. E aggiungo un dato: in che stato stanno i detenuti? Non so se voi ci siete mentati, io diciamo non per motivi personali ma per motivi diciamo così sociali, sono entrati dentro le carceri di Roma, vivono in situazioni imbarazzanti, dove anche lì la scienza ci dice, la scienza, i numeri e le statistiche, che l'80% dei detenuti che fanno lavoro, diciamo così, svolgono la pena lavorando con misure alternative, nell'80% dei casi non ricommettono reati. Se invece li lasci lì in quelle condizioni, l'80% quando esce ricommette reati. Quindi diciamo le carceri italiane oggi sono un duplice problema. Il primo, rischi proprio di non finirci, e quindi tu specializzi i reati predatori. Rubo, continuo a rubare, tanto non c'è proprio posto. E se mai ci capita un carcere, tu fai un master d'aggiornamento. Entri da spacciatore di quartiere e esci che sei pronto a fare il piazzista internazionale. No, io scherzo, ma è così. Cioè entri per rapina e avrai i contatti per fare grandi rapine il giorno dopo, perché questo è il meccanismo. Quindi io credo che su questo aspetto il cosiddetto centro-sinistra, il nostro campo politico, o si riassume la responsabilità di questo, oppure diventa veramente difficile essere credibili. Chiudo sul dato che credo che è un po' la sintesi di tutto quello che avete detto. Guardate, la cosa più difficile del mondo è generare una sintesi tra sviluppo economico e compatibilità sociale. Io faccio l'assessore al turismo, non vengo qui a fare il figo, talvolta riesco a essere odiato sia dai residenti e sia per esempio da tutto il mondo dell'extraterriero, Airbnb per intenderci, no? Perché non fai mai abbastanza per uno o per l'altro. Posso dire però in sintesi, per esempio, che il turismo a Roma è sempre stato un turismo casuale, cioè nessuno si è mai posto, ma perché un turista dovrebbe venire a Roma, no? Cioè, e invece il turismo è una scienza esatta. Lo sapete nelle fiere del Veneto come viene raccontato? Cioè se tu vai davanti allo stand del Veneto, cosa c'è scritto? Qual è il messaggio? C'è scritto Veneto, the land of Venice. Cioè è come se la regione Lazio facesse Lazio region, the region of Rome, no? Cioè come se il Lazio fosse talmente tenente da pubblicizzare Roma, no? Che è la cosa oggettivamente più nota. Qual è la cosa più nota del Veneto? Venezia. Quindi in un mondo romano tu devi fare l'opposto. Per esempio noi a Roma da 4 anni stiamo lavorando alla morte per spingere i turisti fuori dal centro di Roma. È molto complicato farlo. Come? Generando 9 itinerari turistici fuori da Roma. Io quando sono andato le prime volte in fiera in America, che sono pazzi per l'Italia, come l'Arabia Saudita, come gli Emirati Arabi, e ho fatto vedere il parco degli acquedotti, per intenderci di Appia, gli americani pensavano fossero dei cartonati di Cinecittà. Cioè quando vedete guardare là ci sono 9 acquedotti, dall'antica Roma, insomma al periodo papalino, e quando gli ho spiegato guardate che tu puoi fare una passeggiata lì senza pagare, no? È la cosiddetta experience, che unisce il povero e il ricco, diciamola così, no? Quindi il turismo è una scienza esatta. Se tu non lavori per tempo, per generare una compatibilità, ci sta che il turista odierà, il cittadino odierà il turista. Ma il turismo è una ricchezza, il turismo genera lavoro, ma anche lì che tipo di lavoro deve generare? Perché una cosa è se tu per arrotondare il tuo appartamento ce n'hai uno in più mi fai una casa vacanza, è una cosa se ormai noi abbiamo in media di property manager che gestiscono 200 case vacanze e non genera mezzo posto di lavoro, perché chi va a controllare se quello che cambia le lenzuola è nero, chi va a controllare se quello che fa le pulizie in nero ha un contratto collettivo nazionale? E allora a quel punto si svilisce il valore stesso di uno sviluppo economico, e in questo i dati sono sconvolgenti. Sapete,
che ieri il presidente della Confcommercio d'Italia, Sangalli, ha dichiarato che entro l'anno chiuderanno in Italia 150.000 negozi. Guardate, su questo veramente voglio chiudere, vi lascio questa riflessione. La Meloni ha stravinto dichiarandosi una patriota. Io l'ultima volta che ho fatto ho spiegato che secondo me lei non è una patriota, lei è una nazionalista, che cambia molto il concetto, ma non mi voglio annoiare, prenderei troppo tempo per spiegarlo. Io per esempio mi definisco un patriota, cioè per me il patriota vuol dire amare la mia patria, ma la patria è l'unione di culture che si sono integrate nei secoli, perché un romano e un veneziano è la stessa patria, è l'unione di esperienze che vengono da secoli su secoli, ma l'elemento dell'Italia è proprio quest'unione. Ma noi oggi dovremmo proprio difendere il nostro tessuto economico, sociale e artigianale, perché il Veneto per esempio è una delle aree più importanti in Italia a livello produttivo, ma oggi un vero patriota dovrebbe difendere l'economia italiana dal turbocapitalismo di 10 grandi società, non 300.000, che senza paragone sono Amazon, Meta, Uber. E guardate, su questo non bisogna essere un pericoloso comunista del 1917, anche perché io mi ritengo post-ideologico, perché non vuol dire non avere un'idea sociale e di sviluppo economico. Ma oggi il problema è questo. Noi adesso stiamo facendo uno studio per capire qual è il gettito fiscale di tutto il tessuto commerciale e artigianale della partita italiana e quale dovrebbe essere il gettito fiscale, ci faremo aiutare tanti commercialisti, di queste 10 società. Cioè queste 10 società che pagano le tasse in Italia di lato, solo l'IVA, il resto è o Irlanda o è Delaware. I numeri sono chiari, perché se Airbnb fattura 8 miliardi di euro e ha 24 dipendenti in Italia, ma di che stiamo parlando? Quindi un progetto di paese, idee chiare sulle parole chiave e una nuova classe dirigente, persone che vengono dai territori come siete voi. Cioè, non lo so come poi siete fino in fondo, come posso essere io, ma noi siamo tutte persone che amano il proprio quartiere, che amano la propria città. L'Italia è l'Italia di 8.000 campanili. Noi dobbiamo fare in modo che questo amore verso le nostre comunità si uniscano in un nuovo progetto politico. Ok? Questa è la sfida. In bocca al lupo per le elezioni regionali. Quello che io vi lascio è una prospettiva per il dopo. Noi dobbiamo arrivare da qui ad aprile del 2026 e questa rete deve essere coperta in tutta Italia. Poi insieme lanceremo una costituente per darci una veste giusta, che magari non sarà neanche il progetto Civico Italia come nome, contenuti giusti, volti nuovi, speranze, fare in modo che chi è abituato a lottare per il proprio quartiere dica: ma sai che ti dico? Sono più incisivo se torno a fare politica, perché ad oggi magari pensi il contrario, se non trovi il contenitore giusto, le persone giuste e lo spirito giusto. Grazie, veramente in cuore. Alessandro ci ha veramente dato le energie positive che già ci sono, ma a volte vengono mortificate. È vero che a Venezia abbiamo dato il lontano 2020 in pieno Covid, non era il momento di cambiare musica come dicevamo, perché quando la nave in mezzo a una burrasca, anche se il capitano è ubriaco fradicio, ci si tiene il comandante che c'era in quel momento. Ma quest'anno avremo la possibilità di cambiare musica, cambiare spartito, cambiare suonatori, nuova classe dirigente. Qui abbiamo l'assessore al bilancio del Comune di Milano, che è un sindaco civico, e un assessore civico che insegna peraltro a Ca' Foscari, economista. Federico Caldura, a te la parola. Bene, buongiorno a tutte e tutti, grazie Marco, anche se sono di Milano, insomma il civismo è molto territoriale, sappiamo, di darmi l'opportunità di parlare. E vorrei dare ancora di più la carica a questo spirito. Nel mio comune io ho fatto 3 elezioni comunali per il centro-sinistra dentro la lista civica, abbiamo vinto tutte e 3 le volte, e vincere quando poi vedi i dati comunali delle elezioni regionali del 2020 e 2 anni dopo ribaltare completamente il risultato è possibile solo perché ci sono le persone che civicamente si mettono sui territori e chiedono il voto.
forse a questo punto dovremmo domandarci se anche il civismo, che ruolo dare al civismo a livello regionale. Forse è là che dobbiamo guardare per ribaltare questa condizione che ci sembra condannare a un governo di centrodestra forzatamente. Perché questo disfattismo che si respira, che non mi appartiene, perché è uno spirito combattivo e io sono ancorato ai valori del centro-sinistra e io sogno una ragione che sia governata dal centro-sinistra, che cambi alcuni elementi di fondo. E forse allora questo spirito lo possiamo ritrovare nel civismo e non in altre parti. Noi abbiamo una regione che è stata disegnata sempre come fosse governata benissimo. Allora io non voglio entrare in tantissimi temi che so che condividiamo, a partire dalla sanità, a partire dal sociale, a partire dal consumo di suolo, a partire dalle scelte di investimenti che sono stati fatti in questi territori, a partire da come vengono investiti i soldi dei fondi europei. Non è stato sempre un buon governo e non possiamo condannarci a uno spirito che ci vede sempre sotto un governo di centrodestra che non ha governato bene. Quindi lo spirito civico oggi è far tornare una fiammella di speranza per questo territorio. Io quello che dico sempre è: noi oggi ci impegniamo per le elezioni del 2025 dando un messaggio positivo, ma il percorso è più lungo e ci porterà a governare la regione. Quindi l'assessore Onorato, che secondo me ha fatto un bellissimo intervento. Noi anche qua, lo spirito civico non ci si conosce, ma si capisce che abbiamo le stesse visioni. Quando tu amministri, anche se, come ha detto bene, si è ancorata all'interno di un campo, diciamo, di ideali, però poi quando amministri sui territori vedi dove finisce l'ideologia e iniziano i problemi delle persone. E sta nella soluzione dei problemi che secondo me il civismo, nella capacità di costruire soluzioni che il civismo può dare risposte, là dove i partiti non riescono più a darle. E in questo spirito, insomma, devo chiudo. Vi ringrazio tutti per la serata e ringrazio l'assessore per essere venuto e voglio dirvi, noi ci siamo. Sapete che a Milano c'è un ospedale che in parte è a rischio, diciamo, come succede nelle regioni dove effettivamente le scelte poi per le regionali avranno impatto immediato sul modo in cui vengono allocate le risorse. Però abbiamo un'altra sessione importante qui presenti. A Vicenza abbiamo vinto, quindi condividiamo con te la gioia di un sindaco Possamai che come assessore all'ambiente, patrimonio e politiche energetiche ha scelto Sara Badinato. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie intanto per questa occasione. Io sono venuta come ospite perché ero a Roma con Alessandro un mese e mezzo fa quando è stata un'esperienza incredibile, un'esperienza rivitalizzante, e quindi appena ho visto Mestre ho detto beh, ma questo è il mio Veneto, qui dobbiamo fare rete, perché questa è una parola che è stata ripetuta tante volte a Roma, dobbiamo fare rete. Una volta a Roma io ero in mezzo a tante persone del sud, del centro, cercavo con ansia Veneti e non ne ho trovati, e quindi oggi mi si apre il cuore a vedere che tanti di noi parlano di unirsi e di fare rete in una situazione complicata questa, perché sappiamo una settimana dal voto ci vede in una regione che è veramente quasi schiacciata da un dominio, insomma, Zaia, 15 anni, prima Galan. Dobbiamo veramente unirci, fare qualcosa per far capire che questa regione, di cui si parla in termini entusiastici, la migliore sanità d'Italia. Ma quando mai? Io adesso sono in attesa di avere una mammografia, ho dovuto scrivere e dire ma sarà ben meglio pensare a uno screening preventivo piuttosto che curare una donna che ha un tumore. E invece noi siamo costretti qui ad aspettare mesi e mesi per avere una visita medica, eppure il nostro governatore continua a dire noi siamo i migliori in Italia. Ma quando mai? Ma c'è chi vi crede? Quindi è compito nostro adesso in quest'ultima settimana, ma poi oltre,
porta per porta, persona per persona, far capire che la pancia non è quella che deve essere convinta per il voto, ma dobbiamo parlare con le persone, dobbiamo fargli capire che il Veneto non è più la regione che era l'eccellenza prima. Ho incontrato in queste settimane, perché anch'io affianco il mio compagno è in campagna elettorale, non quelle civiche, lo ammetto, mi è iscritto a un partito. Ho incontrato tantissime persone, ho incontrato tantissimi stranieri, pakistani, ce ne sono moltissimi. Nella provincia di Vicenza, voi sapete, è una provincia altamente industrializzata, quindi tanti lavori i nostri vicentini e i nostri veneti non li fanno più. Pakistani, ci sono molti filippini, ci sono tantissimi stranieri. Li ho incontrati numerosi. Cosa mi dicono? Che se ne vanno dal Veneto perché qui non c'è più posto per loro. Non riescono a trovare le visite mediche, con la mutua il nostro governatore ci dice non abbiamo alzato le tasse, non abbiamo fatto mettere le mani in tasca ai nostri cittadini, ma invece noi spendiamo all'anno 900 euro per pagare le visite private che non possiamo... Eccolo qui. Non possiamo non abbiamo accesso a delle visite. I nostri cittadini italiani di origine straniera con disponibilità economiche molto basse ovviamente non hanno la possibilità di rimanere nel nostro Veneto. Il trasporto pubblico locale, abbiamo una regione di fianco a noi, l'Emilia Romagna, che garantisce agli studenti fino all'università il trasporto pubblico locale gratuito. In Veneto cosa facciamo? Nessun soldo al trasporto pubblico locale. Io adesso mercoledì vado in giunta, porterò un incentivo per dare abbonamenti bimestrali gratuiti a chi ha l'auto inquinante. Siamo usciti ieri, Venezia no, ho visto, vi ho invidiato, non eravate in arancione, noi eravamo in allerta arancione. Alessandro, qui siamo nel bacino padano-veneto, l'area più inquinata anche del mondo purtroppo. Vicenza è tra le più inquinate d'Italia, d'Europa e del mondo. Abbiamo questo problema serissimo. Trasporto pubblico locale, la regione se n'è fregata, nessun incentivo, siamo noi che dobbiamo intervenire. Cosa hanno fatto per la salute dei nostri cittadini? Niente di niente. Quindi quello che dobbiamo fare è assolutamente fare rete, unirci. Io vi ringrazio per avervi chiamato qui, vi ringrazio Alessandro per aver creato questo movimento che è veramente dinamico e vitalizzante. Vi seguirò, anzi ci seguiremo l'un l'altro e io ci sono assolutamente. Abbiamo un medico qui presente, grazie infinite Sebastiano per aver accettato di prendere la parola. Che si parla di sanità, è bene anche dare la parola a chi la conosce all'interno. Grazie mille. Grazie per l'opportunità che mi ci ha dato la parola per parlare di una questione che mi sta estremamente a cuore, che è la carenza di medici, in particolare di medicina generale, in particolare qui nel territorio veneziano. Allora, ci sono delle ragioni dietro a questa carenza che spesso non sono conosciute. Partiamo con i carichi di lavoro, che sono inopportuni sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo. Avremo un contratto di lavoro da 30 a 38 ore, ne facciamo come minimo 52 a settimana, e quelle 14 ore non rientrano in una zona, diciamo, di straordinario, quindi sono regalate, ma ci fa anche piacere se fosse qualcosa che funziona, ok? Dal punto di vista qualitativo invece facciamo delle prestazioni che non dovrebbe fare neanche un medico, ma un sanitario con delle competenze minime, e invece siamo tenuti a fare qualcosa che riguarda delle competenze superiori alle nostre, delle competenze specialistiche, perché nel momento in cui io sono un medico di medicina generale, rilascio un'impegnativa per uno di voi in priorità 10 giorni e questa viene fatta dopo 2 mesi, quindi quel paziente io ritengo che debba essere visto da uno specialista entro 10 giorni, quindi con una certa urgenza, necessita di una visita urgente. E quindi se questa viene dilazionata per 2 mesi, io in qualche modo devo sostituirmi allo specialista e fornire una terapia per cui io non sono competente. Quindi mi prendo delle responsabilità che non dovrei prendermi, e con delle responsabilità che non dovrei prendermi, e questo incide molto sulla credibilità del mio lavoro. Inoltre abbiamo un titolo che non è un titolo specialistico, è un diploma triennale che ci rende a tutti gli effetti dei medici di serie B, perché a prescindere da quale che sia il concorso pubblico a cui io scelgo di partecipare, ho una penalità nei confronti del punteggio di un medico collega che ha un titolo invece specialistico, e questa cosa deve finire.
perché non rende possibile nemmeno l'attuazione di alcune leggi che sono già in essere, come la legge che implica che lo specialista, quando vi vede in visita pubblico, rilasci le impegnative e le ricette di cui avete bisogno. Questo viene disatteso molto spesso, ma non si è mai visto un cardiologo che fa fare le sue ricette ad un gastroenterologo. Invece questo succede con i medici di medicina generale, questa cosa deve finire immediatamente. Abbiamo anche un problema che è un problema demografico, quindi quanti medici sono stati partoriti da Venezia in questi anni che ora stanno entrando nel mondo del lavoro? Estremamente pochi. E quanti di questi scelgono di fare medicina generale, scelgono di fare medicina generale a Venezia? Ancora di meno, siamo io e altre 3 persone, ok? Quindi dobbiamo rifarci a medici che vengono da fuori da qui. Ma perché un medico di medicina generale dovrebbe voler lavorare qui a Venezia, magari il centro storico, che è un posto dove si lavora di più, perché ha delle specificità del territorio superiori? A parità di stipendio uno deve prendersi un ambulatorio, chiaramente è un impegno economico molto importante a Venezia centro storico. Perché dovrebbe venire da fuori a fare questo lavoro qui quando c'è posto altrove? Non verrà mai. Quindi cerchiamo di dare delle soluzioni, premesso che se io avessi delle vere soluzioni sarei forse in un comitato regionale, insomma. Però questi sono i temi importanti. Allora, intanto noi dobbiamo accedere a dei fondi ulteriori, che sono i fondi delle zone disagiate, perché al momento Venezia, l'arcipelago veneziano, non è riconosciuto come area disagiata, deve esserlo, perché pensate che Cortina è riconosciuta come area disagiata. Ok? Noi no. E noi dobbiamo bisogna pagare, non soltanto dare delle indennità di specificità a noi medici di medicina generale, ma anche a tutti i servizi che servono al supporto. Poi c'è bisogno del riconoscimento del titolo specialistico, che è un tema molto caldo perché c'è una legge in Parlamento, e infine le case di comunità devono essere ben gestite, e chi si prenderà la responsabilità dalla parte politica di fare una gestione efficace, di portare un sistema che funzioni, che non appesantisca ulteriormente, allora voi saprete che quel politico è dalla vostra parte. Vi ringrazio. Remonato. Grazie a tutte e a tutti. Grazie Alessandro intanto per le parole che penso abbiano fatto vibrare tutte le persone qui in aula, e grazie a Marco per aver organizzato questa giornata e che mi ha fatto pensare entrando che tutti i candidati, le candidate di Venezia, Marco, Fabio, Alice, Federico, Sara, ho visto poi anche qualcun altro in sala, Sara, ho visto Ivo che vedo anche sopra, quindi tutti i vari candidati e le candidate che hanno portato il veneziano all'interno del progetto civico delle civiche venete hanno una capacità enorme di saper parlare del territorio, e credetemi che all'interno delle varie forze che ci sono nel centro-sinistra ma anche nel centro-destra, la capacità di conoscere le singole vie del territorio, i singoli quartieri, il parlare anche di situazioni locali dei vari territori non è banale. E questa è una cosa bellissima, e soprattutto l'atto di fiducia che si è fatto, prima Alessandro anche lo ricordava, nel riuscire ad unire delle realtà civiche diverse che hanno potuto costruire un progetto comune, è qualcosa di enormemente bello. E questo, e prima riprendo anche delle parole che sono state dette da più persone, è stato fatto soprattutto per un motivo. E parlando di sport anche c'è un video che vedete anche sicuramente che gira tra YouTube e Facebook, Instagram, di Giulio Velasco su la pallavolo, che parla di quando uno fa una schiacciata, parla sempre di questo continuo lamentarsi che la palla è stata alzata male, che la palla è stata passata male, quindi di questa continua teoria degli alibi che ognuno di noi che sta amministrando o di persone che comunque vivono l'ambiente amministrativo pubblico-privato continuano a sentire quando si sentono rispondere non si può fare perché c'è una legge regionale, perché c'è una legge nazionale,
perché c'è una deroga, perché. Una continua teoria degli alibi che noi come civici ci continuiamo a sentire ripetere, ma che con questa scelta di unirci abbiamo detto siamo stanchi di continuare con questa teoria degli alibi, ma noi vogliamo governare, vogliamo risolvere le situazioni. Quindi il primo obiettivo che noi come civici abbiamo all'interno di queste elezioni regionali è, come veniva detto prima, il costruire un progetto, perché per noi la data del voto è il primo passo per un progetto che va a lungo termine nei singoli territori e regione, e per fortuna per qualcuno che in parallelo ha cominciato a costruire questa cosa anche a livello nazionale. Il finire con gli alibi per poter risolvere davvero le situazioni. Quindi grazie ai candidati e alle candidate veneziane per quello che state facendo. Se qualcuno del pubblico vuole intervenire, se no ci abbiamo le conclusioni. Allora passo la parola a Gasparnetti. Sia chiaro che poi noi restiamo a vostra disposizione per qualunque suggerimento, proposta critica, domande. Sapete che la civica per sua natura è all'ascolto del territorio, noi saremo anche nei mercati, Mestre, Marghera, ci avete visto in questi giorni, e lo saremo ancora negli ultimi giorni che restano in campagna elettorale. Potete scriverci, potete telefonarmi, e qualunque cosa vi venga in mente nei prossimi giorni come stimolo per fare meglio. Le critiche ci aiutano a migliorare e vogliamo migliorare ancora. Una cosa importante vorrei dire, non facciamoci demotivare. Qui nella Regione Veneto dai sondaggi vi diranno che tanto la partita del Presidente è già chiusa, vince Stefani, no? Dicono tutti i sondaggi, un attimino. Noi andiamo a votare domenica prossima per eleggere 50 consiglieri regionali, non c'è solo il Presidente. Noi abbiamo deciso di farci rappresentare nel prossimo Consiglio regionale. In quello attuale, su 50 consiglieri regionali, ce ne sono 3 residenti del comune di Chioggia, a titolo di esempio, 0 residenti nel comune di Venezia. Dico comune, vuol dire che è un comune di 252.000 abitanti, qual è il nostro, non è riuscito ad esprimere nemmeno un consiglio regionale su 50. Se no con il fatto che i partiti al loro interno sono divisi in correnti, ognuno in concorrenza con le altre correnti, e anche con il fatto che purtroppo a Venezia e Mestre molti si limitano a mettere la croce sul partito. E invece essere eletto il Consiglio regionale e chi avrà più voti di preferenze. Quindi votate chi volete, ma fate la fatica di scrivere un cognome. Zai è facile, non 4 lettere all'alfabeto. Noi abbiamo cognomi un po' più lunghi e questo ci svantaggia. Ma credo che la fatica di scrivere un cognome sulla scheda venga poi ricompensata dal fatto che poi finalmente il Consiglio regionale avremo qualcuno che potete fermare per strada e chiedergli conto quello che fanno. Siamo persone che prendono i mezzi pubblici, non ci muoviamo col taxi d'acqua, ci incontrate alle fermate dell'autobus, alle fermate del vaporetto. Avere un Consiglio regionale a cui chiedere conto del disastro della sanità, le liste d'attesa, gli ospedali, i medici di base, è un vantaggio. Perché a Chioggia erano 3 e noi 0? Perché? Dateci una mano domenica prossima a riportare Venezia e Mestre al Consiglio regionale. Siamo l'unico capoluogo di regione in Italia a non avere un solo consigliere regionale. Grazie. No, vabbè, io non vorrei annoiarvi ancora, quindi no, sono rimasto piacevolmente colpito, qualcosa l'avevo intuito guardando un po' di video sui social. Però che dirvi, sono d'accordo con Marco, nel senso che apparentemente queste elezioni regionali appaiono segnate, però sapete qual è il problema? Che tutte le elezioni regionali, il sistema politico ormai attuale in Italia, i partiti non esistono più, diciamoci la verità, quindi esistono gli eletti, dal nord al sud, e gli eletti, anch'io sono un eletto, ho un ruolo di governo, no? Hanno la possibilità, in assenza di un dibattito, perché la gente ormai, guardate, ovunque, ha poco tempo, quel tempo che ha lo deve dedicare a ciò che ritiene più utile, e se la politica, come dire, toglie i momenti di confronto,
brutto è che appunto gli eletti, e non necessariamente gli eletti che governano bene, hanno una possibilità di persuasione, di penetrazione nettamente maggiore di chi non è eletto, e con un'affluenza che è sempre più bassa diventa complicato rovesciare il tavolo, cioè fare gli interessi delle proprie comunità. Quindi io credo che qui in Veneto, mi permetto di dire, guardate, con grandissimo rispetto da osservatore, perché davvero io credo nell'importanza di chi vive il proprio territorio, nelle scelte, nell'individuazione di una classe dirigente, e voi siete chiamati a una duplice sfida, non soltanto a provare a cambiare il governo della regione, che è complicato, ma che sembra un film comico, quasi drammatico. Lo dico da osservatore, se io fossi un marziano e dovessi giudicare la politica veneta, non che io venga da una terra di campioni della politica, perché non è che Roma sia al massimo, quindi non voglio dirvi questo, però mi sembra che la sfida sia tutta interna al campo del centrodestra, no? Tosi offeso con Salvini, allora gliela faccio vedere io, mi candido capolista così, quell'altro non mi hanno permesso di fare il mandato, quell'altro Zaia, di fare il mandato, allora faccio il capolista, e allora quell'altro che fino all'altro giorno faceva apologia del fascismo e del nazismo, praticamente su Rete 4, non aggiungo il nome ma abbastanza individuabile, e l'hanno nascosto, però alla fine è giusto che tu faccia il bastonatore nei quartieri ma non lo faccia più in TV, perché poi alla fine questa è la politica. È evidente che poi in un apparato di potere c'è la tendenza a disamorarsi, ma si disamora chi si è libero, ma chi ha un interesse diretto da chi ha governato non si disamora, va a votare. Quindi io credo che innanzitutto la partecipazione e il coinvolgimento verso Marco, verso persone che hanno il coraggio di metterci la faccia, sia una buona pratica democratica. E quindi mi permetto di dirvi, fatelo, ma soprattutto provate a fare una catena di un santo che è di un'altra provincia, Sant'Antonio, insomma, mi sembra di capire, che però può essere utile, bastano 15 messaggi, 15 WhatsApp in più, guardate, la preferenza è una scienza esatta. E aggiungerei invece la sfida successiva, cioè gettare le basi per un progetto politico diverso che abbia un sapore che unisca tutto il paese, perché il paese deve essere uno, l'Italia, io credo assolutamente nella virtù di un unico paese che sappia prendere il meglio di ogni territorio. È evidente che il Veneto, la voglia di lavorare, di essere puntuali può essere un modello per tante parti del sud, lo dico io che ho una famiglia del sud, quindi non voglio fare oggi il leghista, no? Come magari il cuore, il coinvolgimento, la passione di altre terre italiane possono essere utili in questo mix. Insomma, chiudo su un dato: io non voglio vivere in un paese che ha la Costituzione più bella del mondo, perché questa è l'Italia, però questa Costituzione è talmente bella ma così lontana dalla praticità. L'altro giorno, ve lo dico perché stavo messaggiando adesso, si è offeso il ministro dello sport a Bodi perché sono andato a fare un dibattito all'Anci e ho detto, mi sono permesso di dire, sapete quelli della destra che si permettono di dire, però mi hanno detto che io sono un reazionario antidemocratico, ho violato la Costituzione, perché ho detto vabbè, l'inserimento dello sport in Costituzione è una gigantesca truffa, ho detto questo, cioè nel senso che tu inserisci anche il fatto che il diritto allo sport sia un diritto sacrosanto, sono d'accordo, ma il fatto che questo diritto non sia minimamente applicato, e in un convegno all'Anci ero l'unico, dopo 8 ore sembrava di vivere in Finlandia, dove hanno un campo sportivo ogni 15 abitanti, dove pagano le tasse alte come le nostre, ma hanno una serie di servizi che noi ci sogniamo. Io ho detto scusate, vi segnalo che 6 scuole su 10 non hanno una palestra, 8 su 10 al sud, e quelle che ce l'hanno di solito hanno un termosifone in ghisa che fa la linea del campo da pallavolo sul lato. Vi segnalo che le scuole calcio oggi in Italia costano 2.800-1.000 euro l'anno, che educazione fisica fino alla terza elementare la fa il maestro di italiano o la maestra di italiano, e mi parlate di diritto allo sport. Ragazzi, non ci meravigliamo se la gente poi vota sempre meno, perché uno ti guarda in TV e dice vabbè, siamo su scherzi a parte, e unificano le parti, dicono vabbè, sono tutti uguali, allora non voto. Ho detto questo inserimento è una truffa. E come parlavate della sanità, il diritto alla sanità è fondamentale, la sanità deve essere pubblica. Ragazzi, ma se poi io quando devo fare la visita specialistica è Win for Life, cioè mi può dire bene e mi può dire male. Nel 2025
dove ormai lo sa chiunque, anch'io ho fatto economia e non medicina, che la prevenzione, l'alimentazione, lo stile di vita sono più importanti della cura stessa. Cioè, quanto risparmieremmo? Lo capisce chiunque, ma non si fa. Quindi, scusate, non voglio trasformare questo incontro in una gigantesca terapia di gruppo, mi permetto di dirvi soltanto: partecipate, dateci una mano, facciamo rete nel Veneto, e io credo che noi avremo la possibilità in Veneto di rovesciare veramente tutto. Questo lo dico con grande rispetto, perché io lavoro da quando ho 14 anni unitamente agli studi. Quando tu riesci a far passare in Italia che sto benedetto centrosinistra non parla soltanto di elementi importanti che appaiono filosofici, cioè quando il centrosinistra darà concretamente la sensazione che parla dei bisogni della gente, ma di tutta la gente, cioè di chi fa impresa, di chi fa l'artigiano, di chi vuole mantenere la propria identità con grande orgoglio della propria casa alta a un piano, con anche il pannello fotovoltaico sopra, cioè di chi ha un'idea di sviluppo e che riesce a unire lo sviluppo economico all'identità degli italiani e degli italiani. Ecco, a quel punto il centro-sinistra sarà di governo, se no saremo i più fighetti che arrivano là, dicono sempre ma la Costituzione e roba, e poi uno ti dice scusa, ma di che stiamo parlando? Quindi questa è la sfida alla quale noi siamo chiamati, uniamoci sia nel voto, ma io mi permetto di dire soprattutto per il giorno dopo, perché non è finita il giorno dopo, c'è una rincorsa lunga, importante, che riguarda il futuro delle nostre famiglie, del nostro paese. Io non vorrei essere costretto a andarmene all'estero, ecco, l'ho sintetizzata così. Però se alla fine non ci riesco, potrei dire da giovane ancora, anche se a 45 anni, in un'epoca passata non venivi più considerato un giovane che ha tempo per aspettare. A quel punto guardate che il rischio vero è che chi è più sveglio, chi è più a capacità, se ne va dall'Italia. E guardate, il meccanismo è opposto: se dall'Africa arriva la manodopera, ci manca soltanto che i nostri concittadini che si formano qui, nelle nostre università, i nostri cervelli, scappino all'estero in un paese che non gira. Noi diventiamo una gigantesca RSA, lo dico con rispetto di chi è anziano, perché poi in Italia l'ammortizzatore sociale più efficiente è dato dalle famiglie. Chi si è preso cura di mio padre quando aveva Alzheimer? Non certo il sistema pubblico locale, no? Sì, forse sì, a volte sì, hai fortuna, ma noi questo lo possiamo rendere un diritto universale. Se ognuno si impegna, se ognuno si accontenta del suo, è solo questione di tempo. È un percorso. Manuel era nato come coordinatore delle civiche regionali, lo ha detto Alessandro, grazie per averlo ribadito. È un percorso che abbiamo avviato da poco, credo che sia una grande soddisfazione. Ringrazio infinitamente le persone qui presenti che sono rimaste fino alla fine, è ora di pranzo, mi rendo conto che è ora di chiudere. Grazie ancora di cuore. Francesco Chico Brunello ha fatto delle riprese che saranno fruibili anche su YouTube. Domenica prossima, non serve che lo ripeta, andiamo a votare, perché ogni voto fa la differenza, ogni voto conta. Grazie.